Ok carissimi, è un grande piacere essere di qua di nuovo per studiare insieme, condividere insieme la parola di Dio. Oggi noi affronteremo lo studio numero 9 in ordine di numerico, che ci parla di un argomento che è un po' nell'epoca moderna e diciamo che è controcorrente, no? Perché noi parleremo della sottomissione reciproca, sottomettersi gli uni agli altri. E la cosa interessante, c'è un testo biblico che noi troviamo in Efesini capitolo 5 versetto 21, dice: sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ed è particolare questa cosa perché è un verbo che viene usato lì in questo testo biblico, che indica una cosa che deve essere continua nel tempo, ossia noi dobbiamo, come se il testo ci dicesse, noi dobbiamo sottometterci continuamente gli uni agli altri. E come dicevo, no? È un po' controtendenza questo modo di pensare, soprattutto questo modo di agire. Oggi nel mondo evangelico noi troviamo una realtà spirituale in cui la Chiesa moderna, la Chiesa in senso globale, ha fatto entrare in se stessa il germe dell'antropocentrismo, ossia l'uomo al centro del culto. Noi, guarda che basta che noi vediamo per esempio come la Chiesa prega, ossia la preghiera più gettonata è la preghiera di richiesta: Signore, io ho bisogno, no? E quindi Dio sempre di più viene tolto dal centro del culto, della mentalità evangelica. Quindi sottomettersi gli uni agli altri è veramente qualcosa di complicato, anche perché la parola di Dio ci dice in 2 Timoteo capitolo 3, l'Apostolo Paolo parla di questi ultimi tempi, no? È l'ultima lettera che lui ha scritto in vita al suo figlio spirituale, che era Timoteo. Dice: tu sai, Timoteo, che negli ultimi tempi verranno tempi difficili in cui ci saranno uomini che saranno egoisti, vanagloriosi, superbi, gonfi, eccetera eccetera. Ma è interessante, al di là di questo elenco di situazioni, di caratteristiche che l'essere umano avrà negli ultimi tempi, è interessante che lui parla di uomini, non parla di persone nel mondo e neanche persone della Chiesa. Gli uomini in generale saranno così. Quindi ancora di più noi dobbiamo cercare di capire, no? Che cosa significa sottomettersi gli uni agli altri, perché dobbiamo continuare a camminare secondo quello che la parola di Dio ci indica, no? E la prima cosa che voglio fare con voi è quello di dare una definizione della parola sottomissione, che nella società moderna ovviamente ha preso un'accezione molto negativa, ossia quando noi parliamo di sottomissione è una cosa che veramente ci risuona in modo negativo, no? Nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di parlare. E questa parola sottomissione viene da una parola greca che è la parola upotasso. È un termine militare con un significato interessante, vuol dire sistemare le proprie truppe in una maniera militare sotto la guida di un comandante. Questo proprio era un termine usato nel gergo militare, nel gergo delle guerre, delle battaglie, no? Quindi il comandante che prima di andare a una guerra, prima di affrontare una battaglia, doveva organizzare le proprie truppe, sistemare le proprie truppe in un modo che loro fossero sottomesse, ok? Nel senso non militare è un atteggiamento volontario di cedere, cooperare, prendere responsabilità e portare un carico. Quindi troviamo una realtà spirituale che evidenzia che c'è un comandante, una missione da fare e soprattutto un obiettivo da raggiungere. Ossia, se noi dovessimo veramente
mettere insieme tutti questi elementi della definizione di che cos'è sottomissione, alla fine basta che noi scambiamo queste due parole che compongono la parola sottomissione, ossia è una missione sotto, ok? Quindi c'è un comandante, un generale, una figura di autorità che dà la direzione, dà dei comandi ben precisi, e questa è la sua missione e il suo esercito deve stare sotto quella missione. Questo è il senso della parola sottomissione, ok? E se noi vogliamo veramente andare in una battaglia spirituale, noi sappiamo che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà e i dominatori di questo mondo di tenebre. Noi dobbiamo, come dice la parola di Dio, essere sottomessi gli uni agli altri. Però la cosa importante non è soltanto la definizione, ma c'è anche una condizione perché noi possiamo sottometterci gli uni agli altri. Ossia, il problema della sottomissione reciproca non dovrebbe esistere se noi consideriamo bene la fine di questo comandamento che il Signore ci dà in Efesini capitolo 5, ossia dice nel timore di Cristo, ok? Ossia siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, e quindi è questa la condizione essenziale perché noi possiamo essere sottomessi gli uni agli altri. La sottomissione nel timore di Cristo è quel profondo rispetto che noi dobbiamo avere del Signore e soprattutto della parola di Dio. C'è un testo molto interessante che si trova in Proverbi capitolo 2, versetto da 1 a 5, ve lo voglio leggere, e che parla proprio del timore che noi dobbiamo avere del Signore. Dice così: figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Allora io tiro una conclusione molto chiara, ma anche molto semplice alla fine. Quando è che noi siamo in una condizione di sottometterci gli uni agli altri? Quando è che questo esercito, questi soldati che lavorano insieme, che vanno in battaglia insieme, possono veramente sottomettersi gli uni agli altri? Nel momento esatto in cui noi abbiamo questo timore di Dio, ossia quando noi abbiamo un profondo rispetto di quello che dice la parola di Dio. Le due cose sono estremamente collegate e molto saldamente collegate l'uno con l'altro, ossia quando io ho un profondo rispetto della parola di Dio, quando io ho un profondo rispetto di quello che il Signore mi dice ogni giorno nel mio rapporto personale con Lui, io non ho difficoltà non solo a sottomettermi a Lui, non ho difficoltà a aver timore di Lui, ma riuscirò tranquillamente a sottomettermi ai miei fratelli e alle mie sorelle che camminano con me in questa realtà. Quindi, per fare sì che io possa veramente sottomettermi insieme ai miei fratelli gli uni agli altri, allora io vorrei considerare insieme a voi come noi dobbiamo camminare nel nostro rapporto personale con Dio, ossia che come dobbiamo considerare la parola di Dio nel nostro rapporto quotidiano con Lui, perché noi dobbiamo essere nel timore di Cristo. E la prima caratteristica che noi dobbiamo pensare a riguardo della parola di Dio è che la sottomissione reciproca nasce dalla consapevolezza che la parola di Dio è la nostra autorità suprema, ossia quando noi andiamo nella presenza di Dio, quando noi riusciamo a capire che la parola di Dio è quella che più conta per noi, è quella che ha autorità di dirci quello che dobbiamo fare, questo è il comando che arriva dal nostro generale, allora noi siamo capaci di sottometterci anche gli uni agli altri.
e dice così questo testo biblico che si trova in Isaia capitolo 55 da 10 a 11, dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò che per cui l'ho mandato. Ossia, quando Dio dà la sua parola, quando Dio pronuncia una parola, quando questa parola esce da Lui e va verso l'essere umano, ossia verso di noi dobbiamo essere consapevoli che quella è la nostra massima autorità. E se noi capiamo bene che la parola di Dio è un'autorità che noi non possiamo disobbedire nella nostra vita spirituale di tutti i giorni, allora noi non avremo difficoltà neanche a sottometterci gli uni agli altri. Una cosa interessante che è proprio questa una caratteristica della riforma protestante che ormai ha 500 anni, ma questo è rimasto il centro di questa consapevolezza che noi dobbiamo avere. C'è stato un riformatore che si chiama Heinrich Bullinger, che era praticamente il successore di un altro riformatore che si chiamava Ulrich Zwingli, della Zurigo, Svizzera. E la cosa interessante è che Enrico Bullinger diceva che la predicazione della parola di Dio era praticamente la parola di Dio stessa, ossia quando qualcuno saliva sul pulpito per predicare la parola di Dio, quello era quello che Dio voleva dire agli uomini, quello era quello che Dio chiedeva al suo esercito. E quindi questo grande riformatore della Svizzera del 1600, del XVI secolo, ha cominciato a fare delle manovre molto interessanti geografiche e disponendo la Chiesa in un modo che non era mai stata fatta prima nello stesso modo, ossia nelle chiese che c'erano nel periodo medievale il pulpito era laterale rispetto alla navata centrale. E la cosa interessante è che quando questo riformatore ha cominciato a capire che la parola di Dio doveva tornare al centro della predicazione, al centro dell'autorità della Chiesa, lui ha spostato questo pulpito dalla parte laterale della chiesa, della navata, nel centro, perché lui diceva: tutte le volte che io predico la parola di Dio è Dio che sta usando la mia persona, e quindi le persone devono percepire che la parola di Dio è la nostra massima autorità. Allora, cari miei, io credo che noi dobbiamo realizzare questo. Noi riusciremo a realizzare la sottomissione reciproca nel momento in cui noi riusciremo a realizzare che la parola di Dio è la nostra massima autorità. E quando il Signore apre la sua bocca, quando il Signore ci dà una parola dalla sua sacra Bibbia, e noi dobbiamo assolutamente sottometterci, perché quello che Lui dice è quello che Lui farà. E questa è la prima caratteristica di una persona che ha timore di Dio, ossia la parola di Dio è la mia massima autorità. Se io non ho problemi a sottomettermi con Dio, non avrò problemi a sottomettermi neanche a degli uomini. Ma c'è una seconda caratteristica che noi dobbiamo imparare a riguardo della sottomissione reciproca, ossia la sottomissione reciproca nasce dalla consapevolezza che la parola di Dio è inerrante, non solo è la nostra massima autorità, ma tutto quello che la parola di Dio dice non sbaglia, ossia non esistono errori di sostanza in quello che la parola di Dio dice. Se la parola di Dio dice qualcosa a riguardo di Dio, qualcosa a riguardo dell'uomo, qualcosa a riguardo di Satana, qualcosa a riguardo dei rapporti umani, quella è la verità assoluta e quindi inerrante. È interessante che le epoche cambiano, gli uomini cambiano, le abitudini
cambiano, ma quello che c'è dentro la struttura dell'essere umano non cambia mai, ed è sempre quello che il Signore affronta epoca dopo epoca. Ed ecco perché la parola di Dio è così attuale. Perché? Perché è inerrante, perché Dio conosce la sua creatura e Dio conosce la sua creazione. E quindi c'è un testo che io vorrei leggervi molto interessante, che si trova in Numeri capitolo 23 versetto 19 e 20, e dice così la parola di Dio: Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola? Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire, egli ha benedetto, io non posso contraddire. È interessante non solo quello che dice questo testo biblico, ma chi l'ha detto. Ossia, chi l'ha detto era uno stregone di nome Balaam, che era stato prezzolato, pagato per maledire Israele. Ma lui, davanti alla sovranità di Dio, Dio va verso di lui e gli dice: tu non maledirai perché io ho benedetto, e quindi tu non farai questo. E Balaam ha dovuto sottomettersi all'autorità di Dio, e alla fine ha dovuto ammettere, uno stregone ha dovuto ammettere: io non posso contraddire. Perché? Perché la parola di Dio non sbaglia, la parola di Dio è inerrante, quello che dice è verità e sarà verità per sempre. Quando io credo, quando io mi sottometto alla parola di Dio che è inerrante, allora se io mi sottometto a questa verità, che è una verità superiore, una verità spirituale, allora io non avrò difficoltà a sottomettermi anche agli uomini, non avremo difficoltà a sottometterci gli uni agli altri. Allora voglio farti 2 o 3 domande. Possiamo credere a tutto ciò che Dio dice nella sua parola? Punto numero 2, seconda domanda: possiamo dire che il nostro intelletto umano è un criterio di verità superiore alla parola di Dio? Ossia, possiamo di conseguenza dire che la Bibbia sbaglia perché è obsoleta e non attualizzata? Ovviamente possiamo dire che la parola di Dio è eterna, la parola di Dio è inerrante. A volte noi entriamo in una logica quando noi leggiamo alcuni testi dell'Antico Testamento, quando ci sono delle culture un po' diverse, molto diverse dalla nostra, diciamo che pensiamo che la parola di Dio sia veramente obsoleta, ma la realtà delle cose è che basta un attento studio, un'attenta analisi di quello che la parola di Dio dice, e noi vedremo che la parola di Dio è perfetta, è inerrante e non cambia mai, anche se le epoche e le situazioni cambiano. Quindi sottomettersi all'inerrante parola di Dio ci darà un grande strumento per sottometterci gli uni agli altri. Il terzo punto che voglio meditare insieme a voi è questo: la sottomissione reciproca nasce dalla consapevolezza che la parola di Dio è sufficiente. Ok? C'è un testo che dice così, si trova in Proverbi capitolo 30, versetto da 3 a 6, è uno scrittore che medita su cos'è la parola di Dio, ed è molto interessante quello che dice così: non ho imparato la saggezza e non ho la conoscenza del Santo. Chi è salito in cielo e ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nella sua veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome e il nome di suo figlio? Lo sai tu? Ogni parola di Dio è affinata col fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in lui. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu non sia trovato bugiardo. Quante volte l'essere umano fa questo errore di aggiungere o di togliere alla parola di Dio qualcosa perché pensa che i suoi pensieri siano più attuali, siano più profondi o più efficaci.
E la cosa interessante è che anche nel Nuovo Testamento noi troviamo delle chiese che hanno deviato dalla retta via, almeno per due punti molto interessanti, ossia uno è quando noi aggiungiamo alla parola di Dio la nostra filosofia. La parola filosofia vuol dire pensare, in poche parole, ossia il pensiero umano. L'Apostolo Paolo scrive per esempio la lettera ai Colossesi, dice non fatevi ingannare dalle filosofie del mondo. E quella chiesa stava prendendo veramente un'accezione negativa nella sottomissione alla parola di Dio. E un altro grande problema, un altro grande virus per negare questa consapevolezza che la parola di Dio è sufficiente è la tradizione, perché abbiamo sempre fatto così. Ossia, quando noi affrontiamo la sufficienza della parola di Dio, noi dobbiamo lasciare da parte sia la tradizione sia la filosofia umana, perché quelli sono due batteri che se cominciano a entrare nella testa della Chiesa o di un singolo credente non ci permetterà di sottometterci a Dio. Di conseguenza noi non ci sottometteremo gli uni agli altri. Perché? Perché abbiamo considerato che noi siamo più intelligenti, più bravi o più profondi di quello che Dio è. Questo è il terzo punto che io volevo considerare insieme a voi. Sottomettersi gli uni agli altri dipende tanto se veramente noi consideriamo che tutte le volte che noi andiamo alla presenza di Dio riteniamo che quello che noi studieremo, leggeremo e che il Signore ci dirà sarà sufficiente per la nostra vita. E ultimo punto che io volevo considerare insieme a voi, quarto punto, che dice così: la sottomissione reciproca nasce dalla consapevolezza che la parola di Dio è necessaria. Ossia, troviamo qua un salmo che è molto conosciuto, un salmo bellissimo, che dice così, Salmo 1, versetto da 1 a 3, dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino agli uscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Ossia, per conoscere la volontà di Dio noi dobbiamo capire che la parola di Dio è necessaria per la nostra vita. A volte noi pensiamo che ho sentito tante volte questa espressione, no? Di persone che guardano a altre persone non credenti e alle loro capacità, no? E abbiamo detto tante volte, anch'io mi sono sbagliato tante volte dicendo questo, ho detto: Signore, se quella persona si convertisse a te, chissà che contributo potrebbe dare per la tua comunità, per la tua causa. E la realtà delle cose è che Dio non ragiona così. Dio ha bisogno di cuori che dicano: Signore, questa parola è necessaria per me. C'erano degli discepoli, e quei 12 che hanno cominciato con Gesù, di cui 11 sono arrivati alla meta e uno si è perso per strada, noi sappiamo benissimo che era Giuda, no? Ma non avevano delle capacità particolari. È interessante che Dio ha scelto delle persone molto umili, dei pescatori, c'era un pubblicano, delle persone che non avevano una formazione teologica, no? Ma a un certo punto hanno detto: Signore, tutto quello che dici è necessario per noi. Quando Gesù ha fatto la scrematura dei discepoli che si stavano formando intorno a lui, e ha dovuto veramente tagliare i rapporti con alcuni che lo seguivano solo perché lui faceva miracoli. Allora ha chiesto ai 12, quelli che erano più vicino a lui: anche voi ve ne volete andare? E Pietro ha detto una cosa molto bella, ha detto: Signore, dove ce ne andremo lontano da te, perché tu hai parole di vita eterna. Allora quando noi pensiamo
che la parola di Dio è necessaria, ma veramente necessaria per la nostra vita, allora noi abbiamo anche la capacità di sottometterci gli uni agli altri, perché è là che noi andiamo a cercare la fonte della sottomissione. E quando Dio ci dà una parola e noi veramente diciamo: Signore, questo era necessario per me, allora io comincio a percepire quel timore, quell'autorità, quella grandezza che il Signore mi propone nella sua parola, e allora io comincio a vedere anche gli altri da un punto di vista diverso, ossia il mio obiettivo diventa la crescita, non è più tanto quello che io devo fare, ma Signore, io so che devo crescere in quest'area. Comincio a percepire il timore di Dio, comincio a percepire che io ho talmente bisogno di Lui, e nella mente di Dio c'è anche questa cosa che Lui vuole sviluppare in me, ossia io anche ho bisogno degli altri, ho bisogno delle loro capacità, ho bisogno delle loro caratteristiche, ho bisogno di camminare con loro. Perché? Perché i miei fratelli hanno una visione che può integrare, arricchire e far crescere anche la mia, e mi sottometterò anche a loro, perché è così che chiede la parola di Dio. Cari miei, sottomettiamoci gli uni agli altri nel timore di Cristo. Quando noi ci sottomettiamo all'autorità della parola di Dio, alla necessità della parola di Dio, quando noi ci sottomettiamo in toto a quello che Dio ci dice ogni giorno, noi non avremo difficoltà a camminare insieme ai nostri fratelli, sottomettendoci gli uni agli altri. È una parola difficile da accettare oggi, la parola sottomissione, ma ricordiamoci quello che abbiamo detto all'inizio, ossia Cristo è quel generale che ha una missione nel mondo, noi siamo sotto la sua missione e camminiamo insieme a altri fratelli, e il Signore ci dice: sottomettetevi gli uni agli altri nel mio timore, ossia nel timore di quello che io vi dico ogni giorno. Una parola sufficiente, una parola chiara, una parola autorevole, una parola che non cambia mai, una parola inerrante. Che il Signore ci possa benedire e che il Signore ci aiuti a camminare sottomettendoci gli uni agli altri. Vogliamo pregare insieme. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché, Signore, quando noi sviluppiamo questo amore per la tua parola, Signore, questo timore di te, questo rispetto, Signore, camminare insieme sottomettendoci gli uni agli altri non è complicato. Aiutaci, Signore, a essere una chiesa, una famiglia spirituale che ogni giorno pratica di più questo, e che tu possa, Signore, farci vedere che tu puoi fare molto di più di quello che noi pensiamo e crediamo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dio ci benedica.